My heart keeps stopping. I find a way to block it. I go la 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 la. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video, sono Kai. Ragazzi, oggi sono tornato con questo nuovo video per farvi vedere la clan war contro il clan Kings Rock. Per chi non conoscesse questo clan qua, è il clan del grande youtuber americano Golson. Insomma, ha solamente 1 milione e passa di iscritti. Comunque il suo clan attualmente è classificato come terzo in tutto il mondo. Ma io stranamente non vedo quasi mai Golson clan. Bah, non lo vedo. Ma a parte questi dettagli andiamo alla clan war. Allora ragazzi, un piccolo riassunto della clan war. Praticamente ci hanno fatto a tutti i villaggi 2 stelle 2 stelle, ma al mio zio e al nuovo entrato che purtroppo non conosco le hanno fatto 3 stelle. Ragazzi, anche noi non siamo da meno in mappa. Anche noi abbiamo fatto a tutti i giocatori 2 stelle tranne al numero 7, che dopo andrò a attaccare in live. Spero di farli a meno 2 stelle con una bella percentuale, dato che hanno aggiornato. E ora se finiamo in pareggio vincerà il clan che farà più distruzione. Naturalmente anche noi abbiamo fatto attacchi da 3 stelle. Prima di andare a farvi vedere il mio attacco in live, volevo farvi vedere 2 attacchi fatti dal mio capo clan. Il primo replay che vi farò vedere è stato il numero 1 contro il numero 15, che Marco, per favore, come puoi tu e numero 1 andare ad attaccare l'ultimo? Ma non ti vergogni, insomma. A parte scherzi ragazzi, come possiamo vedere il villaggio era totalmente maxato, tutte le difese al massimo, anche gli eroi penso. Allora ragazzi, la tecnica che ha usato Marco praticamente è quella del golem. Ti spacco una difesa aerea con qualche difesa e dopo mando le mongolfiere e il mastino, in modo tale da prenderti tutte le difese almeno con 3 mongolfiere, e dopo praticamente con qualche furia e qualche gero sull'inferno entri veramente sciallo, entri nel villaggio e fai 100%. Come possiamo vedere in questo attacco qua, che io definirei quasi perfetto, perché sono rimaste in vita veramente tantissime mongolfiere e è stato un 3 stelle facilissimo. Fasterla, mettiamo per 4, guardiamo le mongolfiere come distruggono tutto, il re barbaro è morto. 3 stelle. Il secondo attacco che farò vedere è sempre quello di Marco Liu96, che ha attaccato con una tecnica che io non avrei mai osato in clan war, soprattutto in una clan war importante come questa qua. Ragazzi, ha attaccato con hot dog, questi qua neri qua che vedete qua. Praticamente mette la regina a 40, dato che fa lo sborone con la regina a 40, mette 3 guarigioni e praticamente le guaritrici, e poi la regina fa un po' di distruzione. E dopo guardate qua, mette 3 golem, andiamo per 2, per 4, veloce. Ecco, ha messo i golem. Ecco ragazzi, dopo aver messo i 3 golem fa una mini GUI, cioè golem maghi da un lato. E guardate qua ragazzi, ora inizierà a mettere gli hot dog. Ha messo 14 hot dog. Come ha fatto? Guardate ragazzi, ok, guardiamo. Distrutte le 2 truppe di difesa. Guardate ragazzi, ha messo gli hot dog. E questi 14 hot dog li garantiranno la terza stella. Sinceramente io da tantissimo che non uso più questi hot dog. Praticamente l'ultima volta che li ho usati è stato quando avevo ancora il Town Hall livello 9. Praticamente quando facevano ancora un casino di danno. Però come vedo in questo replay qua, anche in questo attacco hanno fatto veramente il devasto. Mamma mia, l'avversario praticamente non ha potuto fare niente, anche perché i domatori accompagnati dalle pozioni in guarigione sono veramente una cosa incredibile, soprattutto se hai l'inferno già KO e soprattutto le difese e quello del castello. Ragazzi, guardate, mio dio, è rimasta in vita la guaritrice, che è stupida. Sta guarendo il golem. Ecco, ora sta guarendo anche la regina. Perché guarisce il golem? È stupido. Insomma ragazzi, il mio capo clan è stato veramente molto bravo, ma è stato anche stupido perché ha rischiato un casino con questo attacco qua. Perciò facciamo i complimenti a Marco, che ha fatto la terza stella con questo attacco un po' what the fuck. Ragazzi, ora vi faccio vedere la difesa di mio zio, che si chiama Bob Pseudonimo. Cambia difesa Rico, cioè si chiama Rico. Rico, cambia difesa, mamma mia, ti sei fatto fare un 3 stelle in clan war contro i Kings Rock. Allora ragazzi, andiamo a vedere che tecnica ha utilizzato il giocatore Amador, che allora praticamente è una GoWP. Ha messo i golem laterali, uno qua e uno al centro. E ha messo i P.E.K.K.A, gli eroi. Ragazzi, ha messo l'assalto qua in mezzo, in modo tale da risparmiarsi l'assalto per questo muro e entrare direttamente verso il Town Hall.
Comunque in Clan War io consiglio mettere un inferno singolo e un inferno multipla. Come in questi casi praticamente sono entrati gli eroi con i P.E.K.K.A, l'inferno, cioè quella multipla, non farà niente agli eroi, gli farà solamente il solletico. Al massimo in presenza di Tesla gli eroi subiranno un po' di danni, ma neanche tanti. Alla fine guardate qua ragazzi, i golem da paraculo e i maghi dietro che tirano quelle saette che ti spaccano i curi. Perché Rico è un pezzo di muro assente qua? Non potevi metterci un pezzo di muro? Vabbè, sono dettagli. Nel frattempo mio zio si sta facendo aprire qualcosina di brutto. Guardiamo, facciamo per 2, per 4 per non umiliarlo troppo. Ragazzi, guardate qua. Questo attacco è stato veramente molto fortunato. Infatti la regina muore e rimane il golem quello piccolo. E guardate cosa fa. Praticamente quando il golem muore esplode e fa danno. No! Non ci credo. L'avete visto? Praticamente il golem esploso e ha distrutto l'ultima Tesla che era in vita. Insomma, Amador, hai tanto sederino anche te. Ragazzi, ora vi faccio vedere una mia difesa per quelli che mi stanno già chiedendo: ok, perché c'hai questi pezzi di muri qua? Praticamente l'aggiornamento, quello dei 25 pezzi di muri in più, è uscito praticamente ieri sera, 2 ore prima che iniziasse la Clan War. Perciò io sono andato a comprarmi i pezzetti di muri e me li sono messi in disposizione. Dato che pezzi di muri in più non fanno mai male. Comunque andiamo a vedere l'attacco dell'amico Droll che mi ha sfondato il sedere. Praticamente lui mette 4 salto. Mamma mia, 4 salto sono veramente tantissime. Vi spiego perché mettono 4 salto. Perché il mio villaggio è fatto apposta, veramente apposta, in modo tale che i golem facciano il giro. Se fanno il giro non prendono il town hall e dato che le inferno sono all'interno fanno ti distruggono sia i golem sia gli eroi. Purtroppo i suoi golem sono entrati e se il nostro amico non aveva la regina 40 probabilmente avrebbe fatto malapena la prima stella del 50%. Come potete vedere qua ci sono un bel po' di golem che sono entrati dentro e mi hanno distrutto anche l'inferno singola. E dopo che morta l'inferno singola c'erano solo dei piccoli golemini e le difese mie non hanno cagato la regina 40 che mi stava ammazzando di town hall. Insomma, se non c'erano i golem facevano solamente una stella sul mio villaggio. Sì, mettici anche gli arcerini per fare percentuale ora. Maledetto 60%. Mannaggia ragazzi, la Clan War è messa male, siamo sotto di una stella e loro sono sopra di 0,14%. Ora tenterò un attacco in live, è da tantissimo che non faccio attacchi in live, soprattutto quando registro mi agito in una maniera assurda e tremo come una troia. Allora ragazzi, proverò una nuova tecnica d'attacco, userò ben 6 golem, niente streghe, tantissimi maghetti, 2 spaccamono nel castello, gli aceri e i sgherri per pararmi il culo. E userò 3 pozioni salto, spero di fare almeno 2 stelle. Allora ragazzi, il villaggio nemico che andrò ad attaccare è Danger, il numero 7. Purtroppo in Clan War non c'è Goldstone, perciò non posso attaccarlo. Vediamo come potrei fare. Allora, ipotizzo un ipotetico attacco. Allora, io metterei un assalto qua e poi cecaccio l'assalto qua, in modo tale che i golem che entrano da qua e che entrano da qua, dopo finiscano sempre qua verso il town hall. Però ho paura delle bombe giganti che molto probabilmente sono situate o qua o sono delle Tesla. Comunque veramente brutti i muri all'11 così. Ok, signore, fammi che sia una seconda stella e con tanta percentuale. Mua! Ok, mi sto già cagando addosso! Ok, questo qua che è che mi invia notifiche su Facebook, madonna lezzo. Allora, ma guardate come sto tremando, non so se vedete. Una qua e una qua. Spero di aver messo bene. 2 golem qua, 2 golem qua. Uno qua. Bene. Lo sapevo che c'erano delle bombe giganti. Mamma mia, oh c'ho scaga ragazzi. Mamma mia. Perché ci ha messo del... Ah, vero, caspita. Ci ha messo i cosi là odiosi. Mamma mia. No. Mongolfiere, no. Non distruggetemi niente. Madonna, chi è che vibra? No. Ma ragazzi, sono morto. Sto morendo. Ok, sono un lezzo. Fatto un big fail. Madonna, mi stuprano nel clan ora. Cazzo. Oh, sono fottuto. No, Tahul. No, impossibile, sono un lezzo. Ah! Ho failato, faccio schifo, cazzo.
Dai, 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 fai un po' di percentuale, dai. No, non penso di poter fare la prima stella. No, stanatore aereo. No, guardate Drago ancora con un po' di vita, mamma mia, odioso. Ora guardiamo questi bastardi come mi hanno sputtanato. Allora, Tiago sei un bastardo, anche te sei un bastardo, siete tutti bastardi! Capita. Ragazzi, per fortuna ho fatto un attacco decente, questo è il mio primo attacco che ho fatto contro il numero 8. Come potete vedere, stessa roba, 3 pozioni di salto, in modo tale che il grande quantitativo di golem entrano dentro nel villaggio e prendano sia il town hall e il 50%. Perché questi villaggi qua sono veramente odiosi, o fai una stella o fai 0. Insomma, quasi impossibile fare la terza stella. Per 4, oh mio Dio, sono uscite le truppe del castello e ecco ragazzi, la regina 40 è la regina 40, mi ha salvato il sedilino, ha preso il town hall. Praticamente questo attacco qua è stato veramente facilissimo, io ho fellato alla grande contro quello di prima. Piango ancora ora. Dai cazzo che era da un casino che non fellavo. Re contro re, madonna, devasto Ma è bello che il re suo è stato dietro al muro per mezz'ora. Ora ha saltato il muro e sta uccidendo il mio king. 68%, non male. Mancano ancora 5 ore e 46 minuti. Vediamo, allora, Yukai non ha ancora attaccato. Però anche lui aveva fellato sul stesso villaggio dove ho fellato anch'io. Perciò lui non può riattaccarlo. Madonna pompa, perché non è ancora attaccato? Ancora 2 attacchi. Comunque dopo abbiamo ancora l'attacco di Driver 15. Speriamo che mi salvi il culo e faccia 2 stelle sul villaggio dove ho fellato. Dopo c'è anche Svevo. Speriamo di vincere questa clan war perché è veramente difficilissima. Comunque maledetto, dopo ti copia il villaggio, Ok, ora sono le 5 di pomeriggio, tra 5 ore finisce la clan war. Io vado a scuola guida e dopo quando torno vedo come finirà. Ci vediamo tra 5 ore. Mi stanno facendo già una nuova guerra. Centesima guerra vinta. No ragazzi, abbiamo fatto un pareggio 15-15. Grazie a un nuovo aggiornamento abbiamo vinto la clan war contro il clan di Godson. Praticamente ragazzi abbiamo vinto grazie alla percentuale. Noi abbiamo fatto 69% di distruzione, loro solamente 67. Il clan di Godson, insomma, terzo clan al mondo. Ragazzi, ora vi farò vedere i 2 attacchi che ci hanno portato alla vittoria. Il primo è stato sicuramente quello di Driver 15 che ci ha portato la seconda stella a casa sul numero 7, il numero a quale io ho fellato. Insomma, contro questo villaggio abbiamo fellato in 7, perciò penso proprio che per la prossima clan war mi copierò questa difesa. Allora, Driver ha fatto praticamente la mia stessa cosa, ha messo le 3 pozioni salto qua in zona. Allora, vediamo quanti golem usa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E allora, l'unica difesa con il mio attacco, probabilmente lui è andato leggermente più sopra, verso a destra. Io invece ero più concentrato verso il basso. In questo caso lui è entrato, cavolo, 4 pozioni di salto, madonna. 4 pozioni di salto sono veramente tantissime. Vediamo cosa fa qua. Allora ragazzi, lo sto guardando per la prima volta insieme a voi. Butta giù le truppe di difesa del castello. Re Barbaro sta morendo. Attività, sì, attività, l'abilità. Ragazzi, oh mio Dio, qua stava rischiando alla grande perché Re Barbaro è uscito. No, cioè il Re Barbaro nemico che stava dando fastidio. Per fortuna c'erano ancora i golem ancora in vita. No ragazzi, guardate, praticamente la regina prende il town hall e vedo che la seconda stella del 50% non ce l'aveva ancora. Insomma, questa difesa è fatta veramente molto bene. Dopo li screenshot e dopo lo uso io. Town hall preso, allora 43%. Abilità della regina, siamo a 45, 46, 47. Ai ai ai, neanche 48. Allora, vediamo che Driver 15 aveva ancora 4 arcieri. Una la mette qua, una la mette qua, l'altra la mette qua. Insomma, si è praticamente assicurato 50%. Complimenti a Driver che è riuscito a prenderci la seconda stella. Grazie a questo suo attacco ci ha portato in pareggio 32 vs 32. Insomma, dopo abbiamo fatto degli attacchi per aumentarci la percentuale di distruzione. Infatti, Yuka ha fatto 70%, Svenso ha fatto 78%. Insomma ragazzi, questo era il video contro il clan di Godson. Spero che vi sia piaciuto il video, come al solito lasciatemi tanti like. Abbiamo vinto la clan war contro Godson. Cioè non l'abbiamo vinto contro Godson, ma abbiamo vinto contro il clan di Godson. Ragazzi, inoltre ci tengo a ringraziare il mio clan che mi ha permesso di registrare
questa war contro uno dei maggiori youtubers al mondo e abbiamo persino vinto, insomma abbiamo vinto la nostra 100ª war. Ok ragazzi, questo è ovviamente tutto per il video di oggi, come al solito lasciate un like, un commento e noi ci vediamo al prossimo video.